Buongiorno a tutti e sono ben lieto di partecipare a questa iniziativa splendida del USCI FLG e di presentare me e un mio brano corale come richiestomi dall'USCI. Innanzitutto mi presento, io mi chiamo Gabriele Saro, sono un compositore friulano, vivo nel comune di Fagagna. Ho intrapreso la carriera di compositore in maniera professionale da circa una decina d'anni. Devo ricordare però che i miei primi brani che ho scritto all'età di poco più che 20 anni erano proprio brani destinati a cori. Per cui i miei primi pezzi, quasi da dilettante, li ho scritti proprio avvicinandomi al mondo corale. E col mondo corale ho ricevuto diverse soddisfazioni fino a vincere lo scorso anno il concorso di composizione internazionale Seghizi a Gorizia. E con la speranza, in un prossimo futuro, Covid permettendo, di poter, come promesso, partecipare nella giuria e di ricevere il sospirato e meritato, nonché inseguito trofeo. Ho alle spalle una carriera come violinista, degli studi come composizione per musica da film, ho all'attivo circa 1 migliaio di brani depositati in SIAE che spaziano quindi dalla musica corale a quella orchestrale, ma anche quella più semplicemente e schiettamente commerciale come canzoni, tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, nonché pezzi elettronici o rock o blues, spazio un po' in diversi generi, lavorando con editori in Italia e soprattutto editori in America, a Los Angeles, che lavorano col mondo di Hollywood. Posso anticipare che le mie canzoni stanno avendo molto successo e dico questo perché in chiave corale mi si può forse meglio circoscrivere e capire meglio la mia musica. Dico, con le mie canzoni pop o R&B sto avendo molto successo, sto girando in oltre 250.000 radio in 180 paesi del mondo, e ho moltissimi passaggi radio e moltissimi apprezzamenti. Per cui, ecco, questa mia visione forse più completa come compositore può aiutare meglio anche voi che mi ascoltate in questo momento a capire il perché della mia musica e delle scelte compositive che stanno dietro anche la mia musica corale, che spazia da messe per coro, organo, orchestra, a messe per più brevi, liturgiche, per coro e organo, come per esempio una che è una messa in friulano scritta per il centenario della fondazione della Filologica Friulana, su loro commissione, a brani per coro e strumenti oppure cori a cappella. Essendo friulano, lo sono stato anche per quanto riguarda i percorsi di studio. Io ho studiato in conservatorio a Udine, sia violino che un master in composizione da film, in collaborazione con l'Università di Udine e l'Università di Gorizia. Poi mi sono perfezionato molto con maestri orchestratori o maestri compositori stranieri, soprattutto americani, ma anche europei, anche in corsi orientati al mondo di Hollywood che si sono tenuti fuori Vienna a Baden. Mi sono serviti moltissimo per la mia carriera di compositore e hanno avuto una loro rivalsa e una loro conseguenza anche nella mia scrittura per coro e orchestra. Lucy mi ha chiesto, e molto volentieri ne parlo, di presentare il mio brano Your Eyes. Your Eyes mi è stato eseguito in prima assoluta dal coro giovanile del Friuli Venezia Giulia ed è stato eseguito nelle loro tournée parecchie volte ed è piaciuto molto sia al coro che al pubblico. Dico questo perché forse si può capire meglio il mio scrivere corale riallacciandomi al fatto che scrivo anche molta musica leggera, per cui è destinata al grande consumo, al facile ascolto e al piacevole ascolto, a mio avviso, perché non sono stato mai un grandissimo appassionato della musica d'avanguardia, la seguo nei festival, ma non l'ho mai scritta, forse non sarei neanche molto bravo a farlo, sono piuttosto un melodico, con un'armonia piuttosto, come dicono gli americani, lovely, cioè cantabili, dolci. Preferisco questo stile di musica, che poi ha premiato molti compositori a cui io sono molto debitore, come John Rutter, come gli americani Stroop, come gli americani Whittaker o gli inglesi Jenkins.
che sono compositori che hanno una fama internazionale, che sono eseguiti in tutto il mondo. Io infatti, grazie ai seminari di Aosta, promossi dalla Feniarco, sono riuscito a conseguire masterclass con compositori in residence, sia con Miskinis che con il maestro Strupp. Ed infatti, proprio col maestro Strupp, nell'ultima edizione, ho perfezionato questo brano Your Eyes. Questo brano è un brano molto melodico che è nato in un momento in cui avevo una predilezione sentimentale verso una persona, una ragazza, per cui ho deciso di associare a queste melodie che mi stavano uscendo durante la masterclass, associare la cantabilità di un brano d'amore. E ho scelto per questo brano una poesia di Tagore, avevo uno dei libri di poesie insieme a me, e ho cercato di unire la bellezza dei versi di Tagore con la bellezza dello stile compositivo, dolce e lovely, come dicono gli americani, tipico anche del mondo di Strupp. Per cui sono molto grato a Strupp per questo suo intervento, che ha perfezionato questo mio brano, che però mi è nato quasi di getto in quel periodo ad Aosta di qualche estate fa, che mi ha permesso poi di avere questo bellissimo brano da proporre all'USCI FVG e al coro diretto da Petra Grassi. È un brano molto dolce, è un brano che vuole rispecchiare le bellissime parole di Tagore, un brano che io ho chiamato Yorai, cioè i tuoi occhi, proprio quasi estasiato forse da quei richiami d'amore che mi echeggiavano in mente in quei momenti in cui avevo la penna in mano. È nato al pianoforte, ma è subito, in giro di un giorno o due, era già completamente scritto sulla carta e quindi poi sul software di notazione musicale. Ed è subito piaciuto al coro di Aosta, che me l'ha presentato per farmi avere un'idea, proprio durante la masterclass della Finiarco. Questo brano è stato quindi pubblicato poi dall'USCI FVG e spero che possa conoscere una grande fortuna. Io sono riuscito a farlo eseguire in Norvegia, a farlo eseguire in Spagna, a far avere la partitura dei cori in Austria, in Ucraina, in Slovenia è stato eseguito, alcuni cori in Polonia me lo stanno imparando, in Indonesia, ma soprattutto il mio fiore all'occhiello è che il coro Philippine Madrigal Singers me l'ha chiesto e in un futuro, spero prossimo, me lo potrà eseguire. Direi di aver detto parecchie cose su di me, sul mio modo di scrivere musica, sul mio modo di presentarmi al pubblico. Io, effettivamente, quando scrivo musica cerco sempre di far felice chi mi ascolta e far felice anche chi mi esegue. Quando un coro riesce facilmente ad imparare una parte, riesce facilmente ad amalgamare anche 8, 9, 10 voci e il risultato è piacevole sia per il coro sia per chi mi ascolta, per me questo è un grande motivo di successo, di orgoglio ed è un punto, un obiettivo che ho raggiunto e che a mio avviso può far sì che l'opera possa conoscere una grande divulgazione nel mondo a una molteplicità di cori, di direttori e di ascoltatori. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, ringrazio l'USCI per questa opportunità e spero di rivederci nei concerti in giro per il Friuli. Un saluto.